Siamo con Viviana Caparelli, ideatrice di una esposizione che domani, domenica, si inaugurerà a Realmonte con delle creazioni di cartapesta. Domani ci sarà l'inaugurazione a Realmonte presso i locali della appunto alla Proloco di Realmonte alle ore 18:30 con la mostra Fatti da carta di Stefano Gallitano, curata da me. E saranno garantite e obbligatorie tutte le prescrizioni Covid. La mostra appunto ha come tema centrale la cartapesta. Stefano Galitano con la sua grande abilità e con le sue mani ha realizzato dei veri e propri capolavori con la carta appunto. La cartapesta inoltre ha origini molto antiche, già gli egiziani appunto utilizzavano la cartapesta soprattutto per i sarcofagi e per la mummificazione. Poi i greci, apprendiamo da Erodoto, che utilizzarono appunto questa pratica anche nel mondo antico. E poi ricordiamo anche nel 400 Donatello, il grande Vasari, ci descrive appunto i grandi carri realizzati per il carnevale con la cartapesta. Quindi è un'arte che va sicuramente valorizzato e Stefano Gallitano è stato in grado appunto di portare in questa mostra con appunto le sue opere tutta l'umanità di vari personaggi che vanno dal sacro, come vedrete la Santa Rosalia, San Calogero, il Padre Pio, ai due siciliani, alla donna con la collana con le perle, quindi tutta la vera e propria umanità sarà rappresentata in questa mostra. Vi aspettiamo. Il tuo ruolo, tu sei anche una archeologa in questa manifestazione. Sì, sì, sono un'archeologa, una giovane archeologa, ma mi sono sempre occupata anche di arte. Ho frequentato un master in allestimento ed esposizione museale a Firenze, quindi il mondo dell'arte è stato sempre al centro del mio interesse e dei miei studi e quindi ho voluto mettere in evidenza appunto questa mostra proprio per rivalutare, per valorizzare quest'arte, l'arte della cartapesta, l'arte del riciclo.